La Regione Veneto con Veneto Agricoltura e anche la VEPA è l'unica realtà nazionale che riesce a proporre al proprio mondo produttivo i dati e anche gli sviluppi, le previsioni per quanto riguarda tutta l'annata vitivinicola, il trittico vitivinicolo con i suoi incontri di Conegliano a giugno, le previsioni vendemmiali ad agosto e la chiusura dell'annata con i dati definitivi a dicembre. Siamo all'Onigo presso le cantine Collis, dove appunto si tiene questo terzo e ultimo incontro di sintesi di consuntivo della vendemmia 2015. Veneto, regione trainante in Italia, prima produttrice per le uve da vino, prima esportatrice nel mondo, 12 milioni e 500 mila quintali di uva prodotta, quasi 20% in più rispetto allo scorso anno, di questi 7 milioni e 500 mila ad hoc e 3 milioni e 500 mila IGT, quindi stiamo parlando di cifre molto importanti per una produzione di grande qualità. Ma il vino veneto va molto bene. Nel 2014, l'ultimo anno completo che abbiamo, esportato vino per 1 miliardo e 700 milioni. Molto meglio nei primi 9 mesi del 2015, dove le esportazioni sono cresciuti del 10,3% contro una media nazionale del 5%, quindi direi veramente bene. E voi dallo scranno della statistica cosa leggete? Riuscite a capire qualcosa in più di come mai queste performance? Beh, queste performance sono dovute innanzitutto alle esportazioni del vino spumante e poi anche al fatto che il Veneto tocca molti mercati, per cui se un mercato entra in crisi per vari motivi come quello russo, per dire, il Veneto subito appronta altri mercati di riferimento. Abbiamo visto che ad esempio in Gran Bretagna nell'ultimo anno le esportazioni di spumante sono cresciuti del 50% e la Gran Bretagna è il secondo importatore dopo gli Stati Uniti e consumatore di vino. I risultati i dati delle dichiarazioni hanno confermato quella che è quello che pensavamo, un'annata esattamente positiva, estremamente positiva sia in termini di numeri che di qualità. I dati l'hanno evidenziato dalla destinazione delle uve che ci si aspetta risultati estremamente positivi da quest'anno che potranno compensare quelli che sono stati certi deficit del passato. Ci sono segnali positivi non solo per la qualità, ma ci sono segnali positivi anche per il mercato. L'amministrazione regionale ha tempestivamente diffuso i dati, il 16 il sistema di Avepa ha chiuso, abbiamo con i colleghi di Avepa elaborato i dati e li abbiamo presentati. Riteniamo che la tempestività nel fornire i dati sia un servizio essenziale per il settore dell'agricoltura. Il prossimo anno saremo ancora più tempestivi perché questi dati li daremo un mese prima. Il gruppo Collis ospita questa interessante messa a punto della vendemmia 2015 per quanto riguarda il Veneto, ma è anche uno dei grandi produttori di vino nel Veneto, quindi è andata bene per il Veneto, è andata bene anche per Collis? Sicuramente sì, intanto siamo onorati di ospitare questo incontro che sono dei dati fondamentali che ci arrivano per poter poi capire come gestire il mercato da un punto di vista delle vendite. Sicuramente abbiamo avuto un'annata 2014, diciamo così, poco carina. Nel 2015 Madre Natura ci ha ridato quello che ci ha tolto nel 2014, siamo arrivati comunque ai nostri standard, circa 1.200.000 quintali d'uva che poi abbiamo trasformato in vino nelle varie denominazioni che abbiamo, perché il nostro gruppo riesce a portare denominazioni che vanno dal Valpolicella al Soave, al Marlare, alla DOC Colli Iberici, alla DOC Prosecco. E quindi abbiamo un'ampia gamma di vini che possiamo tranquillamente esportare e quindi avere dei valori aggiunti in tutto il mondo.